Botte. Eccoci qua. Allora, no, qua non finiamo a botte. Sì, Insomma, volevo brevemente ripartire dalla richiesta fatta. Diciamo, se un imprenditore si trova in crisi, deve cercare di decidere il più presto possibile, che cosa fare. Deve tagliare, creare nuova clientela, fare nuovi investimenti. Deve decidere una linea. Chi non decide esce dal mercato. Questo lo sentiamo ogni giorno. La politica dovrebbe avere per principio l'arte della decisione. Noi viviamo di decenni con rinvii di decisione. Quello che succede alle Camere di Commercio, ma succede anche alle ASCOM, succede anche al sistema dei corpi intermedi, dei sindacati, è che nel nostro Paese tutti fanno tutto. Ci sono diverse sovrapposizioni, lei citava l'ICE prima, no? Ma ICE, ENI, ma quanti anni si dice che dobbiamo metterli a posto? E perché non è stato Perché? fatto? Ma non perché siamo dei banditi, perché erano il frutto di un portato, di un pensiero che valeva 30-40 anni fa. Sono passati gli Allora, anni, a questo punto ecco, bisogna- la decisione della politica dovrebbe essere quella di fare il possibile per evitare la troica, perché tu hai detto bene, siamo un paese vicino al default. Se non ce la facciamo, qui viene la troica come in Grecia. Sarà meglio? Sarà peggio? Sicuramente chiarirà che la politica è incapace di gestire questo paese. Però credo che non gli interessi Allora più di deve tanto, decidere non le sembra regioni, che interessi ma non molto. si può dire semplicemente come alla RAI devi spendere 350.000 euro in mano. Se sei capace, manda un commissario in Puglia, manda un commissario in Calabria. Esatto. Ho capito. Guardi, su questo siamo d'accordo. Ecco, allora, poi Che un'ultimissima non ci cosa. sia, le regioni non sono tutte uguali. Questo Ecco è appunto, pacifico. e anche gli enti, Anche Sì, gli sì, enti. sì. E mi riaggancio un attimo al modello di sviluppo. Le ultime decisioni fatte da Renzi sono senza capo né coda, sia per le partite IVA, sia per l'imprenditoria. Faccio un piccolo esempio. Voi sapete, parliamo del Veneto. Nel Veneto esiste il primario, il secondario, il settore economico, il terziario di mercato e l'altro terziario che sono le banche e la pubblica amministrazione. Parliamo di terziario di mercato e di industria. Per capire il modello di sviluppo, in Veneto sapete che gli stipendi distribuiti dal terziario di mercato in Veneto sono quasi il doppio di quelli distribuiti dall'industria? Questo cosa vuol dire? Che nel resto del paese non è molto diverso, perché siamo un paese di quelli evoluti. In tutti i paesi è così. Il terziario è la ricchezza di un paese. Il terziario innovativo però, quello che si muove, quello che si evolve. Bene, c'è un sindacalista qua. Quella manovra sul, diciamo, il lavoro, la decontribuzione del lavoro a tempo indeterminato. Ma il turismo non era il petrolio del paese? Che tipo di lavoro si ha nel turismo? Mi pare quello stagionale. Non è che lo stagionale devo portarlo a tempo indeterminato, perché la gente va via, a dicembre non viene in spiaggia. Bene, il lavoro a tempo determinato nel turismo non ha questo beneficio e non ha neanche la riduzione dell'IRAP. Tant'è che con questa manovra si è rimossa quell'abbattimento dell'IRA del 10%, che adesso non vale per il lavoro a tempo determinato e vale solo per il lavoro a tempo Però voi indeterminato. avete la deroga, l'agricoltura è la deroga all'articolo 7 che consente di sforare nei limiti del 20%, ci sono delle agevolazioni. Sì, ho capito, ma uno stagionale non sfora, sono tutti i 3 mesi, Sì, certo. poi giustamente come dici tu, gli mandano informazione, questo non va bene, oppure gli danno l'indennità di disoccupazione e fanno il secondo lavoro. Questo è un altro disequilibrio del paese che non è colpa dei sindacati, cioè non sto accusando nessuno. Allora, ecco, perché si deve decidere così? Perché si deve ignorare un modello di sviluppo? Questi sono gli errori che la politica fa oggi. E allora si attorni di esperti, oppure li cambi. Perché un politico non può essere un tuttologo, nessuno pretende Ecco, che ma sia un Eddie economista. Sommariva cosa farebbe? Io penserei alle mie imprese, però Ecco. non riusciamo a fare tutto da soli, perché se è difficile fare imprese in questo paese, in questa regione, in questa città, Non c'è proprio nulla che si può fare da no, bisogna, proprio non si può fare perché mancano completamente le condizioni per evolvere. Io cosa posso fare? Cercare di innovare, cercare di fare innovare, cercare di far entrare il commercio elettronico nel commercio tradizionale, cercare di acquisire alcuni elementi Questi di crea management, occupazione, cercare di, e qui mi rivolgo alla Regione, di dirottare
anche grazie alle Camere di Commercio, perché l'Union Camere è l'unico sistema, ha ragione Zilio che è vicino alle imprese, la Regione ha una legge dell'innovazione che risale a prima di questa legislatura, che eroga i soldi per l'innovazione a 2 soggetti, università e industria. E il resto della Regione cosa fa? Non fa innovazione. Questo è un errore strategico, madornale della politica. La politica deve capire, deve decidere e capire dove mettere le risorse. Le risorse poi le trova un ex ministro, e chiudo, degli interni, di qualche, non secolo, ma di qualche quinquennio fa, mi diceva che appena arrivato a quel ministero si è trovato le ere glaciali, cioè le sovrapposizioni. Ogni ministro portava i suoi dipendenti, che rimanevano lì. Arrivava il nuovo, ne aggiungeva altri. Allora forse, con tutto il rispetto per difficoltà, forse qualche gigante ministero c'è ancora. Pur tra mille difficoltà ci mettiamo a disposizione, almeno io per quanto mi riguarda, ma credo anche Stefano, per presentare una proposta di legge, anche se siamo in fine legislatura, per venire incontro a quello che ha proposto lei adesso. Sono assolutamente con l'aiuto di Union disponibile. E le dico di più, con l'aiuto anche dell'amico Massimo Zanetti. Va benissimo, con gli delle competenze. Vede come si riesce a fare le cose. È uno dei grandi problemi, perché con le poche risorse che ci sono vengono divise tra più soggetti che fanno le stesse cose in ruoli diversi, si sovrappongono, spesso entrano in competizione, non fanno economia di scala, hanno forti fisici che si moltiplicano. Rapidamente su questa proposta, poi magari porto la proposta. No, ma guarda, io che mi occupo, che conosco abbastanza anche i problemi che hanno certe imprese, soprattutto nell'andare all'estero, perché noi abbiamo realtà imprenditoriali, abbiamo il lancio delle proposte, per esempio, operative, perché noi abbiamo tante imprese capaci anche di fare lavorare bene, con grande creatività e anche innovazione, però difficoltà, siccome sono piccole, non sono ben strutturate e non riusciamo ad arrivare nei mercati. Oggi il mercato è globale, mondiale, abbiamo detto prima, poca mercato, quello telematico è molto scadente, carente rispetto al resto, ma abbiamo anche l'incapacità organizzativa per la nostra dimensione di non raggiungere nuovi mercati, quindi perdiamo grandissime opportunità. Pensate che io mi sono occupato di appalti all'estero, per fare un appalto in un paese dell'Europa sopra i 20 milioni di euro di valore, nel Veneto è difficile trovare un'impresa, 2, sono 5 in tutto il Veneto in grado di farlo, non riuscivo a trovarla perché non aveva la capacità per posizionarsi là. Per dire, no, per fare un esempio, sembra una banalità, ma ci sono, quindi noi andiamo a fare il subappalto degli altri, dei tedeschi, e pensare che pochi anni fa il piccolo era bello. No, ma sto spiegando, non è una questione solo di è questione anche il piccolo, finisco il ragionamento. Ecco, lo stesso vale anche nel commercio con l'estero, eccetera. Impossibile, prima sono stati citati gli istituti, l'ICE. Abbiamo le ambasciate in giro, ma cosa stiamo parlando? Quanti soldi sbuttiamo via di questi studi che non aiutano le imprese? C'è qualche imprenditore che ha ricevuto un aiuto da questi signori qua? Ecco che quindi io le ruolo di Camera di Commercio, più che i bandi per fare il PC, il corsettino dei vari, l'Union Camera dovrebbe promuovere insieme alle istituzioni in maniera sussidiaria. Ma è una cosa diversa, lo dico. No, sto dicendo che le Camere di Commercio dovrebbero mettersi a servizio, dovrebbero essere a servizio, ma non per pagare il viaggio in Cina a 3 imprenditori che vanno in Cina, fanno un viaggio lì, poi alla fine se non c'è una struttura, se non c'è una continuità, buttano via i soldi, perché ho visto tanti imprenditori nel giro per il mondo fare la visita di una città vicino e non riescono. Occorre un discorso strutturale nel portare le accompagnare le imprese con qualcosa di strutturato, dove si mettono insieme le risorse a tutti i livelli, che l'imprenditore sia accompagnato per mano e non siamo solo nel mondo. Con l'aiuto delle categorie economiche di Padova, che va dato onore alle categorie per avere seguito il mio ragionamento. Abbiamo creato l'anno scorso un triennale come bilancio, abbiamo eliminato tutte le famose frammentazioni e pensa solo che abbiamo messo a disposizione del credito 10 milioni di euro. Bella cosa. Poi 2 milioni per l'innovazione e abbiamo eliminato il serie di cose. Quindi siamo su questa strada. Dirò di più, Union Camere è un'altra cosa. Union Camere adesso ne approfitto un secondo e quindi vi provoco, nel senso che Union Camere ha funzionato in un certo modo. Ma siete tanti che voi, vede, abbiamo già fatto diverse sigle. Non è la critica, non è la critica, al contrario ho bisogno di spiegarvi questa cosa. Sono stato nominato in dicembre dell'anno scorso, ho fatto 6 mesi
come dire, di viaggio di nozze, di conoscenza dell'ambiente. Adesso, dai primi di settembre, ho preso in mano realmente la macchina. Sono andato da Zaia, guarda che molte cose non funzionano tra di noi, bisogna metterle a posto. Mi ha detto a disposizione, quindi colgo l'occasione. Veneto Promozione non mi piace così come messa, va bene, dobbiamo metterla in piedi. L'Eurosportello va bene, funziona, anche Veneto Sviluppo, però, quindi io, se voi volete, noi ci troviamo anche con i sindacati, assolutamente d'accordo, ci sediamo attorno a un tavolo e siccome ho chiesto a Zaia che mi ha dato parere favorevole su questa cosa, ragioniamoci sopra e mettiamo, come dire, una nuova energia all'interno del rapporto Unione Camera e Regione, perché ce n'è un bisogno infinito. Il tema lo scrive Confcommercio Veneto, lo fa insieme a Unione Camere e poi voi sapete come fare e voi sapete come tradurlo in proposta. Però scusate, volevo chi lavora in questa regione va benissimo, anche adesso la dico più brutta, vogliamo fare i fatti con chi lavora su questa regione o chi lavora da un'altra parte. E poi i dati dicono, ma abbiamo l'Expo che funziona molto, ma forse probabilmente nessuno sa che l'Expo non è fatto qua, quella buona parte, ma sono solo le fatture che girano qua. Presidente, volevo, prima Elena, è molto bello il fatto, scusate, è molto significativo il fatto che poi alla fine si possono anche trovare delle sinergie, cioè non solo dare la colpa agli altri perché che ne hanno, ma essere propositivi. Però voglio fare una provocazione per il sindacato, per il sindacalista qua. Ecco, in questa progettualità che sta emergendo, siete proprio sicuri che il sindacato possa darvi una mano oppure vi tira indietro? Guardi, io posso rispondere. No, è una provocazione. Rispondo in questa maniera qua. Schröder qualche anno fa, prima che arrivasse la Merkel, aveva capito che in Germania o cambiava l'asset complessivo del sistema paese sotto il profilo della produttività, dell'economia, ok? E che cosa ha fatto? Non ha fatto il giullare dicendo vabbè, si accontenteranno, gli passerà, no? Si è messo tutto attorno a un tavolo e ha messo insieme, ha coniugato i vari interessi, che sono quelli della politica, quelli delle istituzioni, quelli che rappresentano il mondo del lavoro, ed ha tirato fuori un paese che ha corso a ritmi finisco. Quindi lei dice che il sindacato italiano è maturo per questo? Guardi, io le potrei dire che molte delle proposte che fa la UIL da molti anni sul salario della decontribuzione, sul sistema paese come sistema fiscale, non dobbiamo andare a lezione da nessuno. No, le dica potrebbe sembrare una presunzione. Io le dico questo, se vogliamo uscire da questa situazione c'è bisogno di tutte le competenze e di tutte le intelligenze. E siccome noi difendiamo, almeno io provo ancora a farlo, il lavoro, perché il lavoro è dignità e se non c'è dignità questo paese non riparte. Io sono ben lieto di mettermi attorno a un tavolo perché so benissimo quali sono le problematiche dell'impresa, piccola o media, d'accordo? Però vorrei che sia chiaro una cosa, non si va da nessuna parte se non si riparte dal lavoro e da dare valore al lavoro. Dopodiché siamo in difficoltà, tutti dobbiamo tirarci sulle maniche a partire dalle organizzazioni sindacali, io sono qua pronto a farla, guardi, ma non glielo dico io che sono un esponente provinciale, glielo dice a livello nazionale la UIL su queste questioni, ha chiesto al governo di ragionare sulle questioni e non di essere cacciato da fuori dalla porta, perché con questa crisi o tutti insieme si va in una certa direzione o non si salva nessuno. Il sindacato è molto diviso, però purtroppo il sindacato, guardi, anche questa storia, i corpi intermedi, cioè le organizzazioni sindacali, sono anche divisi su alcune questioni, ma mi creda, Ciampi fece un miracolo all'epoca perché aveva capito che era necessario ragionare sulle questioni importanti che ci sono e io penso che è arrivato il momento di non aspettare più. Poi ognuno cede un pezzo della virgoletta sua sovranità, non è pensabile che le mie tesi siano per forza migliori di quelle del Presidente Zio, però su queste questioni o ragioniamo tutti insieme o altrimenti non si va da nessuna parte e credo che la politica questo dovrebbe fare. Il problema è che la politica non vuole fare questo perché se fa questo ha finito di giocare e di tutelare i propri interessi che sono spaventosamente alti. Ecco, questa è una cosa che deve far riflettere, purtroppo è sacrosantemente vera. Allora, pubblicità, pochi secondi, poi tiriamo un po' le fila di tutti i discorsi, tra poco.